Ben ritrovati da Ketty e Redia della Voce di Rovigo, siamo in compagnia di Alessandro Carlesimo delle relazioni esterne di Adriatic LNG. Oggi con Adriatic LNG parleremo dei risultati operativi dell'azienda che ha una piattaforma offshore a largo dell'Adriatico proprio in provincia di Rovigo. Buongiorno Carlesimo. Buongiorno a tutti. Sì, iniziamo subito con il dare alcuni numeri sull'operatività del nostro terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto. Nel primo semestre 2024 Adriatic LNG ha immesso in rete circa 4,4 miliardi di metri cubi di gas naturale, registrando un più 5% rispetto ai primi 6 mesi dello scorso anno, che è stato per noi un altro anno da record. Ecco, un buon record, quindi una buona performance da parte della piattaforma. Questo da cosa dipende? Questo significa innanzitutto affidabilità della nostra infrastruttura e, tanto per dare un po' di concretezza a questi numeri, diciamo che questo quantitativo di gas immesso da Adriatic LNG corrisponde a circa 1 anno dell'intero consumo di gas naturale da parte dell'intera regione Veneto. E se lo guardiamo a livello nazionale, Adriatic LNG questo semestre 2024 si è confermata come la terza fonte di ingresso del gas naturale in Italia, dopo il metanodotto che collega l'Italia con l'Algeria e l'altro metanodotto in Puglia che collega il nostro paese con l'Azerbaigian. Qui stiamo parlando di risultati operativi di Adriatic LNG e di un record che ci raccontava prima, Alessandro Carlesimo, 4,4 miliardi di metri cubi di gas, che sono transitati dalla piattaforma di Adriatic LNG. Questo cosa significa concretamente, Carlesimo? Questo significa sicurezza per il nostro sistema energetico, ma altro concetto importante è anche la diversificazione. Infatti, le navi che arrivano da Adriatic LNG provengono da diverse parti del mondo. Vorrei anche, ribadire un concetto, che Adriatic LNG è operativa dal 2009 e ad oggi sono oltre 1000 le navi provenienti dal terminale con oltre 96 miliardi di metri cubi immesse in rete e, come diceva lei, l'importanza anche della provenienza di queste navi. Grazie ai nostri clienti, sono arrivate al nostro terminale navi provenienti dal Qatar, dagli Stati Uniti, da oltre 10 paesi diversi. Quindi diversificazione delle fonti energetiche significa anche maggiore sicurezza per il sistema energetico italiano ed europeo. Sappiamo che c'è stato un grande bisogno di gas nei mesi passati, anche una grande timore a livello nazionale, se non internazionale, per la mancanza di gas e di fonti energetiche. No, questo cosa ha comportato per voi nel periodo recentissimo? Con la crisi della Russia e Ucraina sicuramente ci siamo resi più, sensibili al tema della sicurezza energetica, perché appunto venendo meno il quantitativo di gas immesso dal metanodotto che collega il nostro paese dalla Russia, è diventato importante le altre infrastrutture energetiche. Adriatic LNG dal 2009 ha sempre svolto un ruolo fondamentale per il sistema italiano. Sicuramente in questo periodo è aumentato ancora di più il nostro peso all'interno del sistema energetico italiano ed europeo. E, vorrei anche sottolineare la differenza tra un terminale e un metanodotto. Mentre il metanodotto è un collegamento fisico che collega il paese produttore con il paese consumatore, quindi l'Italia con uno dei vari paesi da dove viene estratto il gas naturale, un terminale di rigassificazione di GNL consente l'arrivo di navi da una pluralità di paesi. Quindi, come dicevamo prima, sul concetto della diversificazione delle fonti che comporta anche una maggiore sicurezza per il sistema energetico italiano ed europeo. Questo è un concetto interessante, quindi la piattaforma di Adriatic LNG è anche una piattaforma che dà, sicurezza rispetto alla pluralità. Se ho capito bene, il metanodotto che arriva, dalla Russia o dal Kazakistan, ecco, può, essere soggetto a stop che riguardano anche i rapporti internazionali tra stati.
Certo, il nostro terminale è come una porta d'ingresso del GNL da diversi paesi produttori all'Italia. Quindi è un'infrastruttura che consente appunto a diverse navi provenienti da diversi paesi produttori di arrivare in Italia, attraverso appunto i contratti dei nostri clienti con i paesi fornitori di gas naturale. Questo gas allo stato liquido viene trasformato dal nostro terminale in stato gassoso e quindi viene utilizzato dall'industria, degli usi domestici, dai trasporti e quindi entra anche nelle nostre case. Parlavamo del record 4.4 miliardi di metri cubi. Com'è cambiato, il lavoro in questi anni anche di cambiamenti epocali a livello internazionale? Com'è cambiato il vostro lavoro? Il nostro lavoro, in realtà, non è cambiato tantissimo, nel senso che dal punto di vista della sicurezza, dell'attenzione alle nostre attività è sempre rimasta costante. C'è sicuramente una maggiore pressione sul nostro terminale anche da parte delle autorità nazionali, perché chiaramente diventa una struttura sempre più strategica a livello nazionale e non solo. È cambiato anche che nel corso degli anni la tipologia di navi. Sono arrivate navi più grandi, il nostro terminale di rigassificazione è l'unico terminale in Italia ad accogliere le cosiddette navi, Q-Flex, quindi le navi più grandi, tra le navi più grandi a disposizione del mercato, quindi navi che trasportano un maggior carico di GNL. Ha significato anche una riduzione del numero complessivo di navi, ma un maggior numero di gas naturali messo in rete che abbiamo fatto negli ultimi anni. Ecco, negli ultimi anni ci si parla anche in Italia, ma anche in Europa, di transizione energetica. Il ruolo di Adriatic LNG in questa importante, fase, ambientale, politica e di cambiamento, a livello energetico, cosa significa per voi? Come sappiamo, l'Italia e l'Europa stanno facendo enormi sforzi per portare, l'Italia e l'Europa verso una dimensione più green, verso quindi una quella che viene chiamata come appunto transizione energetica. L'obiettivo dell'Europa è arrivare entro il 2030 a, soddisfare con le energie rinnovabili circa il 45% dei bisogni energetici europei. Ma all'interno di questo scenario il gas naturale continuerà ad avere un ruolo centrale, perché proprio grazie alla sua flessibilità e capacità di stoccaggio, il gas naturale è in grado di soddisfare i picchi di domanda, ma anche di sopperire alla intermittenza delle, energie rinnovabili. Quindi vorrei sottolineare appunto l'importanza della transizione energetica, ma anche al concetto della sicurezza, quindi l'importanza delle infrastrutture energetiche come la nostra e, anche alla sostenibilità economica, cioè si afferma sempre di più l'importanza di arrivare a questa dimensione più green, più sostenibile per l'ambiente, ma che deve essere sostenibile anche per le industrie e per le nostre famiglie. Sicurezza è un mantra per voi, diciamo che oramai ci conosciamo da un po' di Sì. tempo e, la sicurezza sia la sicurezza all'interno del lavoro, sia sicurezza, appunto nella transizione energetica. Ecco, la sicurezza ambientale per voi, quanto è importante? È un valore centrale. La salute e sicurezza delle persone, insieme, come diceva lei, alla protezione dell'ambiente sono i nostri valori. Per noi è fondamentale, finora abbiamo parlato soltanto di risultati operativi, ma per noi è fondamentale non soltanto quello che noi riusciamo a fare, ma anche come lo riusciamo a fare. Per cui tutelare la sicurezza delle nostre persone, delle persone che lavorano con noi e ovviamente delle comunità locali, accanto alla protezione dell'ambiente circostante, sono per noi dei valori fondamentali per il nostro modo di fare impresa. Carlesimo, le chiedo, adesso stiamo morendo di caldo, però andremo verso un inverno che sicuramente caldo non sarà. Questo significa per Adriatic LNG che cosa in termini di lavoro? Allora, da parte nostra, sicuramente il nostro impegno sarà quello di continuare a garantire la massima sicurezza e affidabilità della nostra infrastruttura.
e allo stesso tempo capire anche quali sono le esigenze del mercato affinché appunto la nostra struttura sia sempre più competitiva e quindi in grado di accogliere navi metaniere da parte dei nostri clienti. Nello stesso tempo noi lavoriamo a fianco delle istituzioni, quindi, ci confrontiamo anche con operatori del nostro settore per essere sempre pronti a garantire le necessità che dovrebbero qualora dovessero succedere. Quindi, ripeto, sicuramente noi come operatori del terminale di rigassificazione siamo a fianco delle istituzioni e degli operatori per continuare ad essere competitivi, a garantire la sicurezza e l'affidabilità del nostro impianto.